Va ora in onda la rassegna stampa. Questa perfeziosità di orario, ragazzi miei, proprio siamo sì, non siamo distanti dalla Svizzera, effettivamente. Dove abito io sono ancora più vicino, però ragazzi, non si può spaccare il minuto in questo modo. Poi ci sono io che faccio apposta a tardare, quindi adesso parlo per mezz'ora, così perdiamo un po' di tempo. Buongiorno cari ascoltatori. Guardate cosa vi stiamo trasmettendo già a quest'ora del mattino mentre fate colazione, signori, però nella replica serale dopo le 18 ci sta bene, siamo quasi in versione aperitiva. Sì, uno dei gadget che troverete allo stand di Radio Libertà questa domenica 21 di settembre sul Sacro Pratone di Pontida in provincia di Bergamo, certo, all'evento più grande e atteso della Lega da tutta Italia. Arriverete per assistere ai comizi e soprattutto a cosa si metterà sul tavolo, perché si segna quella che è la politica della Lega e del centrodestra dei mesi successivi. Sì, tra i gadget è riapparso uno dei più richiesti, la confezione regalo di mestolo più polenta, e se fate i bravi c'è anche la pentola bruciacchiata, confezione regalo da portare direttamente a casa alla vostra mamma, alla vostra nonna da Pontida. Guarda che è una cosa carinissima, dobbiamo ringraziare naturalmente il Marco Grimoldi, che è il nostro responsabile gadget, che si inventa delle cose pazzesche. È chiaro che questo è un pensiero gentile che potrete fare se ci verrete a trovare al gazebo sul Sacro Pratone tra le 7:30 del mattino e le 4 del pomeriggio. Saremo lì, e soprattutto se ci verrete in fretta, presto. Perché? Perché questi gadget di Radio Libertà, con il marchio di Radio Libertà, l'ultima radio rimasta ancora libera, sono pochi questi gadget, cioè ne abbiamo una quantità non limitata ma limitatissima. Proprio per questo dico sono da collezione. Così come sono da collezione, ragazzi, anche le cose più semplicine, i portachiavi che vi stiamo quasi regalando. Guardali qua, per 5 euro vediamo il portachiavi bruciacchiato di Radio Libertà, o quello con l'effigie di Sammy Varin, che chiaramente potete far firmare a Sammy Varin se lo trovate, e sarò lì al gazebo tutto il giorno, ma soprattutto agli altri big della Lega, che so, a Matteo Salvini, al generale Vannacci, alla Sardone. È roba buona, una firmettina per uno, e questo piccolo portachiavi in legnetto bruciacchiato nel camino di Roberto Calderoli avrà un valore importante. Un obolo a Radio Libertà, veniteci a trovare sul Sacro Pratone questa domenica 21 di settembre a partire dalle 7:30 del mattino. Ci sarà Sammy Varin ad abbracciarvi, e molti di voi li riabbraccerò dopo un anno, magari qualcuno lo riabbraccerò anche per la prima volta, perché molta gente è curiosa: ma chi è questo Sammy Varin che fa la rassegna stampa in questo modo straziante ogni giorno, sparando cose insulse? Oh, non offendete, sparo cose che ci sono scritte sui giornali, quindi non prendetevela con me. Diciamo che cerchiamo di essere un po' più leggeri, nonostante anche oggi, ragazzi, oggi non succede quasi niente in Italia, ma succede tutto sulla striscia di Gaza. Tutto, succede quello che doveva accadere, insomma, alla fin fine la Gaza Cola la beviamo anche qui in radio tra poco, perché si è girata completamente la frittata, e adesso arriveranno le sanzioni per Israele, e noi che gli daremo le sanzioni chiaramente odiamo gli ebrei. Molliamo i gadget di Radio Libertà, tuffiamoci. Oh, devo salutare gli amici che ci seguono su Facebook, grazie, siete in tantissimi sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, siete veramente una marea, più di 1 milione di follower Lega Salvini Premier su Facebook, e in tantissimi, migliaia e migliaia
che ascoltano e che guardano questa rassegna stampa che parte la mattina alle 7:30, ma si può accendere in qualunque momento della giornata cercando appunto su Facebook Lega Salvini Premier. La stessa cosa su YouTube, cercando Radio Libertà, ma ancora meglio facendo un giro sul sito internet di Radio Libertà, www.radiolibertà.net. Lì trovate anche i commenti alle notizie del giorno da parte di personaggi che raramente fanno capolino sugli altri giornaloni, e capite il motivo, perché sono commenti molto diversi dal solito, molto diversi dalla marea, dal pensiero unico che domina sui giornaloni. Grazie a chi sceglie Radio Libertà sulla banda DAB, in macchina, mentre va al lavoro o mentre ci ritorna, dopo le 18 andiamo in replica. Grazie a chi ha scaricato l'applicazione di Radio Libertà sul proprio cellulare e ci accende nei momenti più strani del giorno o della notte. Ricordiamo naturalmente che Radio Libertà si può aiutare anche dal sito che vi ho citato, radiolibertà.net, cliccando sostienici e poi abbonati. Potete farci un versamento, un contributo volontario di qualunque entità, anche in posta se volete, conto corrente postale 37671294. Grazie ai moltissimi che il contributo volontario ce lo daranno venendoci a trovare in quel di Pontida. Chiaro, non è che sto qua a chiedere i soldi. Sì, sto proprio chiedendo soldi, ragazzi, perché non è una novità, questa radio vive proprio grazie attraverso il vostro sostegno, e le pezzi al culo non le togliamo mai, ci piace avere le pezzi al culo. Buongiorno a Francesco, chiaro, anche lui pezzi al culo per entrare a Radio Libertà, ma tuffiamoci immediatamente, certo, sui giornali del giorno, facendo un giro che riguarda i titoli, per farvi capire cosa sta succedendo per chi non guarda i telegiornali, e ce ne sono molti. Fate bene, perché fa bene alla salute non guardare i telegiornali, però diciamo che è una svolta storica negativa, quella che sta accadendo in queste ore in Medio Oriente. Negativa o positiva? Perché c'è qualcuno che dice basta, via tutti, facciamo proprio, spianiamo nel vero senso della parola e poi ricominciamo. Ognuno ha il proprio pensiero. Gaza City, esodo sotto le bombe, apre il Corriere. Israele, distruggeremo Gaza, Repubblica. Israele, inferno a Gaza City, La Stampa. Il Fatto Quotidiano, Roma, no alla bandiera palestinese, PD astenuto. Il Messaggero, Gaza brucia, il mondo condanna. La Verità apre invece con il Papa che ha dichiarato prego per Kirk e la sua famiglia. Ullala. Il Giornale, assalto finale a Gaza City. Libero, all'università tornano i picchiatori rossi. Anche Il Tempo, un'apertura differente. Giudici, diteci come votate, l'ultima delle toghe rosse, mentre Sole 24 Ore apre con fisco, addio a crediti per 408 miliardi, spunta l'accesso ai dati dei conti correnti. Parleremo di banche e non solo questa mattina alle 8:45 in qui Parlamento con il senatore Marco Dreosto. Il Domani, Gaza, l'abisso morale di Israele. L'ONU dice è in corso un genocidio. Il Manifesto, in una parola, e poi si vede Gaza distrutta. Il Secolo d'Italia apre con intollerabile. I Pro-Pal scatenano la caccia al sionista. In ospedale un prof dell'Ateneo di Pisa. Il Riformista, cursus dishonorum. Pisa, prof pestato all'università, sionista. Viltà dei docenti. Un attimo che apro un po' meglio perché non si riesce a leggere, eccolo qua. Viltà dei docenti. Bernini dice è intollerabile, il ministero si costituirà parte civile. E sentiremo anche il senatore Centinaio su questo argomento. Ancora i quotidiani oggi in edicola, vi sto parlando di aperture, vediamo cos'altro.
l'unità naturalmente, ora è genocidio. Israele ha iniziato l'operazione per cancellare i palestinesi. Il Gazzettino: Gaza brucia, il mondo si ribella. L'identità: Netanyahu sempre più solo. Il Mattino apre invece con la notizia del voto. Sarà un voto uniformato per le regioni che dovranno appunto andare alle urne in novembre, dopo comunque il voto delle Marche, dopo il voto in Valle d'Aosta. Campania al voto 23 e 24 novembre, e per quello che ne so dovrebbe avvenire anche in Veneto, questo, in Puglia, no, non c'ho scritto niente di più. Avvenire, arginare l'odio. La notizia: Netanyahu in fuga dai processi, lancia l'assedio finale a Gaza con l'incrollabile sostegno statunitense. Il secolo XIX, fuga disperata da Gaza in fiamme, l'ONU accusa Israele genocidio. Ci fermiamo, ma il claim praticamente è questo. Io parto oggi da Libero perché ad ogni azione corrisponde una reazione, e se non vi fanno bere la Gaza Cola vi menano. E allora Libero apre questa mattina con: violenze continue a sinistra, all'università tornano i picchiatori rossi. Blitz Propal in aula a Pisa, professore colpito finisce in ospedale e racconta: aggredito solo perché ho chiesto all'Ateneo di rimanere neutrale su Gaza. Flotilla sempre più comica: Greta litiga e viene cacciata dalla barca. E anche questa è una cosina carina che uno non si aspetta. Come? Greta è un po' diciamo che è un po' piena di sé, appena. A proposito di quello che è successo a Pisa, e giustamente vogliamo capire qualcosa di più, e allora andiamo a cercare effettivamente su internet l'intervento, facciamolo sentire Francesco, del senatore Centinaio a proposito del blitz Propal all'università, interrotta lezione all'Ateneo di Pisa. Sentiamolo dal mio computer. Ancora una volta i Propal e la sinistra italiana si dimostrano per quello che sono: dei violenti, dei provocatori, gente che ricorda molto fascisti e nazisti. Oggi alle ore 12:10, oggi 16 settembre, all'Università di Pisa sono entrati in un'aula universitaria, hanno invaso l'aula creando scompiglio e hanno impedito a un professore, il professor Casella, al quale va tutta la mia massima solidarietà, hanno impedito di far lezione. Semplicemente perché nella loro lista di proscrizione questo professore è considerato un sionista. Ecco, i veri fascisti, i veri nazisti, i veri provocatori, i veri violenti, forse sappiamo chi sono, hanno nomi e cognomi e hanno delle facce, e sono i Propal che in questo momento girano nel nostro paese compiendo atti di violenza. Sono i soliti dei centri sociali, sono le solite persone, sappiamo chi sono e bisogna fermarli. Grazie al senatore Centinaio. Chiaramente la violenza di solito, i fascisti dovevano essere di destra. Cosa sta succedendo? Poi ci viene in mente subito, chiaro, ci viene subito alla memoria l'omicidio di Kirk. L'editoriale di Mario Secchi, siamo ancora sul quotidiano Libero, si intitola Un racconto per le canaglie filo Hamas. Alle canaglie di Pisa, futura memoria, voglio dirvi un paio di cose, voglio raccontarvi una storia. Non farò come gli intellettuali alla page che vi lisciano il pelo, che vi dispensano comprensione, che sono pronti a darvi un'altra occasione. La mia pedagogia è che il perdono è di Dio, non degli uomini, e voi per me siete liberi di continuare sulla cattiva strada, perché è là che incontrerete il vostro destino, la storia. Ieri sera, mentre voi davate la caccia al professore sionista, mentre imitavate Hamas riprendendo con la telecamera la vostra impresa, sono stato ospite della comunità ebraica di Milano. Ho visto un padre, Ilan Dalal, che aspetta il ritorno del figlio, Gui Dalal, dalla prigionia di Gaza. Ho visto un uomo con il dolore addosso portare fieramente la speranza. Ho visto un soldato 22enne, Adi, guardare il domani del suo paese nella gioia e nella pace, non prima di aver finito la guerra contro
contro i terroristi. Lui eroe, voi canaglie. Il padre indossa una maglia nera con la foto del figlio prigioniero delle bestie islamiste. Fotogramma dopo fotogramma, quel padre ripercorre il rapimento del figlio, dal Nova Festival dove si ballava ai tunnel di Gaza dove si muore. È il padre di un ragazzo che potrebbe diventare scudo umano, un uomo che ha messo su una corazza per combattere in nome del figlio, portare in giro per il mondo la storia di un ebreo braccato e rapito perché ebreo. Ho visto un film d'animazione, sublime poesia, il sogno di un ritorno a casa, ai giochi, ai prati, ai cuori, al canto, alle lettere, ai fiori, al sole, al ballo, alle foglie d'erba di Whitman. È la parabola di un sogno e di un incubo, dai balli del Nova Festival ai proiettili che sibilano, alla fuga, al rapimento, al terrore, al buio, al tunnel, alla prigionia, alla solitudine, al ghigno diabolico di Hamas, alla liberazione che arriverà, sempre per sempre in un vortice di fiori, correndo su un viale alberato che si chiama libertà. È il nostro cuore che batte e non lo capirete mai, voi canaglie. Questo l'editoriale di Mario Secchi quest'oggi sul quotidiano Libero, che apre anche con le interviste. Elettriche al palo, si punta sul greggio, piani verdi addio, Tremonti all'Unione Europea dice pensa ai tricicli e non alle auto. Ancora su Libero, Milano, il riesame stronca l'inchiesta. Albertini, intervistato oggi da Libero su Sala, indagine farsa, ma il sindaco resta in ostaggio. Albertini, sempre Albertini. Un tempo qualcuno diceva chi fu costui, ma assolutamente lo conosciamo a memoria. Entro all'interno di Libero per farvi vedere i violenti pro-Palestina invadono l'Ateneo di Pisa e aggrediscono un prof. Lui dice rischiamo il morto, ma nel centro di Milano gli attivisti occupano anche le strade, scontri con la polizia, la CGIL sciopera per Gaza, Greta che litiga con la flotilla e si dimette dal direttivo. La Thunberg fa la prima donna capricciosa. L'attivista lascia il comitato perché gli altri non prenderebbero sul serio la missione a Gaza. Tutti abbiamo un ruolo, resto come organizzatrice. Ecco l'alta considerazione di Hamas per le donne. Guardate questa foto. Oscurate le spalle nude dell'attrice pro palo. Un'immagine che rappresenta un piccolo promemoria per tutte quelle donne che gridano Palestina libera facendo il gioco di Hamas. La star di X, Anna Embider, ha vinto l'Emmy come miglior attrice non protagonista e alla premiazione a Filadelfia ha colto l'occasione per lanciare i soliti slogan anti-Israele, Palestina libera, lei che è tra le firmatarie del demenziale appello per il boicottaggio dell'industria cinematografica italiana. Bene, in rete la sua foto, indossava un elegante vestito a una sola spallina, è stata oscurata per non far vedere, non mostrare le braccia e le spalle, chiaramente per i fan di Hamas. Siamo ancora sul Libero, siamo all'interno, si cambia argomento, ma sempre di ideologia si tratta. A pagina 7, Genova toglie il taser ai vigili. Avete sentito? Purtroppo ne sono morti alcuni dopo l'utilizzo del taser, ma la colpa è del taser o ci sono altre cause? Il governo dice raddoppiamo le armi. Dopo il caso di Reggio Emilia, il comune di Genova, sinistra, blocca la sperimentazione della pistola elettrica avviata dal centrodestra. Protestano i sindacati di polizia, il Viminale dice è criminalizzazione. Molteni, è l'arma di difesa, lavoriamo per raddoppiare la dotazione. Paginone oggi sul quotidiano Libero, chiaramente. Gli amici, dagli immigrati ai filo Hamas, a tutti quelli che vogliono riempire di feccia ulteriore le nostre città, festeggiano. Giriamo pagina e c'è Draghi, l'intervento di Draghi a pagina 12, a un anno dal rapporto sulla competitività. Draghi critica il Green Deal, l'obiettivo zero emissioni per le auto nel 2035 rischia di essere utopico. Ne parlano tutti i giornali oggi di Draghi, l'ex premier in conferenza stampa accanto ad Ursula, la scadenza va rivista perché non ha funzionato, non ha innescato il suo circolo atteso e gli investimenti per rilanciare la crescita passano da 800 a 1200 miliardi
miliardi sotto, altro che eolico e solare, servono pozzi di petrolio. Gli attacchi ucraini hanno ridotto del 9% la raffinazione della Russia. L'agenzia AIE: le energie alternative non bastano, sono necessari investimenti in greggio e gas per 570 miliardi. Torniamo tra poco su Draghi, perché ha detto cose che qualche anno fa non avrebbe mai detto. L'intervista di oggi su Libero è con Giulio Tremonti. L'Unione Europea pensa ai tricicli e non alle macchine. Il deputato, già ministro delle finanze, è contro Bruxelles. Ora si parla di eurobond, io li avevo proposti 20 anni fa. L'Europa è troppo elitaria. Chiaramente si sta avverando tutto ciò che ha previsto la nostra astrologa Deborah Bellotti, signora delle stelle. L'Europa tra poco non esisterà più. Che notizia che vi dà Sammy Varinista, mamma mia. La città può ripartire, sala ostaggio dei Verdi. Ma chi è che parla? È ancora lui, lo scorso sindaco, e non so se va avanti così anche futuro sindaco di Milano, Gabriele Albertini. L'ex sindaco analizza la sentenza: sono contento per i 150 cantieri che potranno essere completati, ma a sinistra manca la visione del futuro. Chiaramente si parla della sentenza che è uscita ieri, le motivazioni: i giudici sono l'unica categoria che non paga se sbaglia, è una stortura alla quale porre rimedio. Se io avessi dato retta a questi estremisti del no a tutto, Milano non sarebbe cresciuta così. Se vi interessa, approfondite. Io chiaramente saltello da una notizia all'altra, perché oggi comunque c'è una certa varietà. Ad esempio si ritorna al caso Rami. Perché? Perché sono tanti gli emuli di questo Rami che, inseguito dalla polizia, scappa e poi muore. Il caso Rami fa scuola, fuggono e si schiantano a go, signori, gli abbiamo fatto pubblicità e allora tra i tamarri, tra questa feccia schifosa, si sparge la voce: se ci ferma la polizia, col cazzo che ci fermiamo. La storia che si ripete, è successo questa volta a Vigevano. 3 ragazzini di 15 e 17 anni non si fermano all'alt degli agenti, sfrecciano e perdono il controllo della Peugeot risultata rubata, e questa volta non sono morti, non sono in condizioni gravi. Ma anche nel caso di Valiero Mazzuti, anche lui era su un'automobile rubata con un suo amico e 19 anni, non si sono fermati all'alt della polizia. Durante l'inseguimento i 2 ragazzi albanesi hanno causato un incidente e il 18enne ha perso la vita. Quasi ogni giorno succede che non ci si ferma all'alt della polizia. Per fortuna c'è Fedez che sta uscendo con una nuova canzone. Oh, porco schifo. Pagina 19 di Libero. Fedez attacca Sinner in rima dicendo puro sangue con la voce di Hitler. Preso di mira anche il neosanto Carlo Acutis. Polemiche per la strofa di un inedito del rapper di Rozzano pubblicato sui social. I fan del tennista scatenati, va denunciato per diffamazione, bare anche su slane femministe. Ve la devo leggere. Non ve la faccio sentire, non pensate che io lo mandi in onda, però è comunque sulla notizia, ragazzi, cioè parla di cose di oggi. Allora, dice: ieri una femminista che combatte il revenge porn mi ha mandato un video di De Martino sull'iPhone. E fin qui vabbè, dopo tutto è attualità, l'arte mica è slegata dalla quotidianità nella quale viene prodotta. La polizia postale non farà una sega, continua, iniziando già a essere provocatorio Fedez. Qui scatta l'arresto solo per una sega, finissimo verso. Hanno fatto santo un 18enne, il suo miracolo giocare alla PlayStation senza dire bestemmie. Il riferimento è ovviamente a Carlo Acutis, che è stato proclamato santo il 7 ottobre scorso, ed è vero, la sua Play potrebbe essere la prima reliquia videoludica nella storia della Chiesa, ma per il resto, quantomeno vedere le reazioni, la strofa è uscita un po' sopra le righe. Hanno sparato a un antiabortista americano e in questi giorni si è sentito di peggio. Oh, tranquilli raga, il Papa è ancora in Vaticano. E poi, avete sentito cosa ha detto Ellis Lane? Io condanno Israele, ma ho tanti amici ebrei. Il che fa da lancio per chiudere con: l'italiano ha un nuovo idolo, si chiama Yannick Sinner, puro sangue italiano con l'accento di Adolf Hitler. Qui mi fermo, ragazzi. Fedez esce tra poco con la sua nuova canzone.
Oh, non vi ho detto che potete rispondermi, E certo, per le rime anche voi, come ha fatto Fedez, inviando WhatsApp al 340 6709 659. Questa è l'unica rassegna stampa interattiva, Potete scrivermi anche sui social se volete, su Facebook, su YouTube, ma il metodo più veloce è proprio quello di spedire un messaggio WhatsApp, anche voi che mi seguite in replica, ragazzi, perché poi io li leggo la mattina dopo. 340 6709 659. Mi sparo il Corriere, vi ho detto l'entrata, Gaza City, esodo sotto le bombe, le truppe invadono la città della Striscia, Crosetto dice un errore, Netanyahu chi ci condanna è ipocrita, ma soprattutto chiaramente odia gli ebrei, cioè, facciamo tutti sta figura adesso a dire state esagerando, adesso lo dicono tutti, state esagerando, io lo dico già da qualche mesettino, qualcuno mi ha anche scritto ma come mai? Poi è chiaro, Israele sta facendo il lavoro sporco, cioè a questo punto dice via tutto, spianiamo tutto, via tutti. Chiaro, voi che ci abitate nella striscia di Gaza, scappate, ok? Cioè, ma già da un po' di mesi che dice via assolutamente, spianeremo e ci costruiremo, certo, la nuova riviera di Gaza. Questo può piacere, può non piacere, ma bisogna comunque ricostruirla. L'Europa, sanzioni contro Israele. La Commissione ONU dice è un genocidio. Russia, la sfida di Putin immimetica le manovre militari in Bielorussia. Di spalla sul Corriere Draghi, che scuote ancora l'Europa dicendo la sovranità è a rischio, ma soprattutto ribadisce e discoriba, ragazzi, veramente dice tutto e il contrario di tutto quello che diceva qualche annetto fa, ed è pazzesca questa cosa. Ci vado a pagina 15 del Corriere. L'inazione minaccia la sovranità, l'ex premier, il nostro modello di crescita svanisce, sia al debito comune per progetti congiunti. In alcuni ambiti cruciali i progressi potrebbero dipendere da coalizioni di stati volenterosi con meccanismi come la cooperazione rafforzata su auto, diesel e benzina. La revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 segua un approccio tecnologicamente neutrale. Avete capito? Io no. L'AI, intelligenza artificiale, un'altra fonte di incertezza, andrebbe sospesa alla fase che riguarda i settori come le infrastrutture critiche e la salute. Giro la pagina, ma chiaro le polemiche qui sono infinite e ditemi cosa ne pensate di questo Draghi, anche perché lui fa queste proposte perché probabilmente aspetta che qualcuno gli ridia il potere. 340 6709 659. Io invece vado a pagina 18, sì, del Corriere, perché c'è Salvini, le nuove tensioni su Vannacci, se non si tiene bella tosta l'argomentazione, a Pontida non ci viene nessuno. Invece, ragazzi, ho letto che ci saranno 33 gradi a Pontida questa domenica. E noi che avevamo preparato gli ombrellini li vendiamo lo stesso. Mi raccomando, andate sul sito legaonline.it, prenotate il vostro pullman che domenica questa vi porta a Pontida. Salvini, le nuove tensioni su Vannacci e la festa cinese con l'ambasciatore russo. Il leader ospite dei diplomatici di Pechino. Sulle regionali chiuderemo dopo Pontida, quindi non c'è alcuna fretta. E poi il triplo stop di Fontana al generale che vuole spazi. Il duello, scrive addirittura il Corriere, mentre conosciamo benissimo Attilio Fontana da una vita. Lui è un leghista celodurista ed è logico che fa il leghista celodurista. È come se chiedete al Papa di non fare il Papa, cioè Fontana è per il territorio, per il nord, per la Lombardia, per la Padania. In che lingua ve lo devo dire? È chiaro che vede Vannacci come una persona che non c'entra niente con la Lega. È vero, ma guarda un po', il 90% delle argomentazioni sono Lega. Bisogna insegnare a Vannacci a dire solo un termine che non dice mai. Io diciamo piano così capisce. Autonomia. Vannacci, ripeti con me. No, sta dicendo decima massa. Vannacci, mi ascolti,
Ora io lo chiamo, c'ho qua il numero, lo chiamo. Autonomia, ok? Che ci sta assolutamente con sovranismo, ragazzi, ma ci mancherebbe altro, siamo d'accordissimo, l'Italia, Stato sovrano, tutte queste cose, ma anche autonomia. Dite che l'avrà capito? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Summer wind blowing in from across the sea. Linger there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like bended kites, this day and night they went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Then softer than a piper man one day it called to you. I lost you to the summer wind and the autumn wind and winter wind, they have come and gone, and still the days, these lonely days, they go on and on. And guess the sighs, those lullabies, and through the nights that never end. My fickle friend, the summer wind. My fickle friend, it was just my fickle friend. My fickle friend, the summer wind. The Summer Wind in versione live, una canzone da marciapiede, nel senso che avete sentito i rumori, le auto che passavano. Fidanza Jazz Combo è un gruppo che suona in tantissimi locali, un tempo si diceva locali fumosi, adesso non si fuma più per fortuna, quasi non si fuma più neanche all'esterno. Questi girano per i locali ma anche dal vivo, nelle città, nelle piazze, ed è bellissimo passare e vedere questi che suonano come un tempo, senza inventarsi la voce con strani artifici. 1965, Bobby Winton, Perry Como e poi Frank Sinatra e il mondo intero. The Summer Wind
Fidanza Jazz Combo. 5 minuti dopo le 8 del mattino, il buongiorno da Sammy Varin. Buonasera che ci segue in replica. Alla fine ci avete portato in guerra contro la Russia, che Dio vi stramaledica. Mi scrive qualcuno che spero non ce l'abbia con me, io non sono stato. Fedez è un perfetto cretino, ciao da Paolo. Ma senti, anche a me non sta simpatico. Posso dire che quest'ultimo pezzo, che contiene un po' di attualità, farà discutere e comunque ne ha un po' per tutti. Fedez è un fan cazzista arrogante travestito da intellettuale in cerca di visibilità. Questo è vero, è un po' disperatino, chiaro, dopo che il matrimonio è fallito, è un po' un casino avere un po' più di visibilità, ma voi che non lo vediamo a Sanremo. Io lo dico da anni che la striscia deve essere spianata e farci un bel parcheggio. Pertanto, forza Israele, finisci il lavoro. No, parcheggio no, però insomma ricostruirla e dare uno stato anche a questa gente. È chiaro che Israele non potrà occuparsela e mettere lì i suoi coloni, se no forse c'è qualcun altro che gli dichiara guerra. Che ne dite? Fedez vi piace? Scrive canzoni da bambini da quinta elementare, fanno proprio ribrezzo. Vedo che vi piace Fedez. Come mai Draghi non è stato ancora fucilato, naturalmente politicamente? Chissà come mai sparano alle brave persone, non sui delinquenti istituzionali. Sarà per via dei mandanti? Buongiorno Sammy, sto facendo i capi bianchi. Anche oggi brutte notizie, la tua leggerezza le abbellisce. Grazie Enzo. Fatti i capi bianchi, non essere troppo razzista, però anche quelli scuri. Certo che pure voi siete passati dall'indipendenza all'autonomia, una retromarcia che ha spaccato il motore, bruciato i freni, vi ha dato il colpo della strega. Quello devo dire in questi giorni ce l'ho, sì, ma adesso bisogna andare piano ma lontano. Beh, senti, noi abbiamo puntato in alto chiedendo la secessione, ma era un segnale a questa Italia che non poteva andare dove stava andando, cioè continuavamo e continuiamo a dare soldi a certe regioni, è un magna e noi che possiamo andare un po' più veloci abbiamo un freno a mano tirato potentissimo. Non dico di andare via come dicevamo prima, ma magari di fare squadra e dare una mano anche alle regioni che trainano questo paese, punto di domanda. Mi rituffo sui quotidiani, certo, ringraziando e invitandovi a scrivere al 340 6709 659. Chiaramente siamo sul Corriere ancora con le nuove tensioni su Vannacci, scrive il Corrierone a pagina 18, non €1 per comprare armi e mezzi da usare all'estero, le maggiori spese per la difesa dovranno essere usate per la sicurezza interna. Si parla del Consiglio federale della Lega di ieri che ha detto la sua, o meglio l'ha detta Matteo Salvini, e pazienza se il ministro della difesa Crosetto ha appena lanciato l'allarme sul fatto che l'Italia non è in condizione di difendersi da certi attacchi e non lo sarà prima di 6 anni. Chiaro che la domandona che gira sui social è proprio questa: avete paura dei carri armati russi o dei violentatori del Ghana? Di chi avete più paura? Dei carri armati che arrivano dalla Russia, passano da Trieste e scendono giù, oppure del violentatore, cioè non c'è solo quello lì, ma tutti quanti sono in perenne emergenza sessuale o semplicemente se ne fottono delle nostre leggi, vanno in giro nudi per far vedere insomma che hanno certe armi che fanno davvero paura. Sì, il ministro della difesa ha lanciato l'allarme sul fatto che l'Italia non è in condizione di difendersi da certi attacchi e non lo sarà prima di 6 anni. Quindi hai presente i gatti quando si sdraiano con la panza per aria dicendo fammi ciò che vuoi, mi fido di te? Ecco, più o meno abbiamo detto questa cosa al nemico. Per usare le parole del segretario leghista, le risorse dovranno servire per mettere forze dell'ordine sui treni, nelle piazze, per garantire la sicurezza dei cittadini italiani. Poi Salvini è andato a una festa dove ha tenuto un discorso all'ambasciata cinese ed è lì che sono stati notati gli abbracci, le cordialità.
del vice premier Salvini con l'ambasciatore plenipotenziario russo. No! Gli ha dato la mano all'ambasciatore russo. Oh, mamma mia, stanno arrivando le guardie. Stanno scendendo le guardie in Bellerio. No, non arrestatemi. Chiudo, giro pagina, compratevi il Corriere se volete. Io vado a leggere la scalata di Salis. Salis, attenzione, quella giusta, si fa per dire tra tutte e due, non saprei. La sindaca di Genova, signori, la scalata di Salis tra scelte, frasinette, martello, mica manganello, martello, guarda Palazzo Chigi, no! È la possibile concorrente per Schlein, Renzi stravede per Silvia e lei fa il verso alla Meloni. Sono madre, sono cattolica, sono moglie. Ragazzi miei, oddio, cioè non c'è solo Vannacci, c'è anche la Salis. Tan da da da, Rizzo, aiutaci tu. Bova incastrato dal piano di Monzino, si torna a parlare di Bosa, Bosa Marina. Bova indagato, il PR amico della modella Ciaretti, l'ha chiamata da un'utenza spagnola, lui mai sentito quella voce, chiaro che se vi appassiona, Bova, lo hanno ospitato domenica scorsa in TV, vuoi che non appassioni, leggetevi questa mezza pagina. Io Miss Italia con l'apparecchio, ho un fisico diverso dalle altre, ma con il mio corpo sto bene. Signori, intervista di Raffaella Cagnazzo alla 18enne Katia Buchicchio. Un giorno vorrei lavorare in TV. Originaria di Anzi Potenza, è stata incoronata il 15 settembre Miss Italia. Anche qui Fedez shock su Sinner all'accento di Adolf Hitler. E poi, ma che bello, Cristiano Malgioglio, gelato al cioccolato non è Osè, una fesseria di Pupo e Pieraccioni, con De André fui uno stalker, che peccato non avere dei figli. Cristiano Malgioglio, che alla fine, ma ci piace certamente, ma minimo che ci piace, ci piace. Giro pagina, dove andiamo? Beh, sicuramente vi invito a scrivermi, certo, perché io non vado da nessuna parte se voi non mi dite il vostro pensiero. Scrivete un WhatsApp al 340 6709 659. Approfittate della nostra radio, siamo gli unici che fanno una rassegna stampa, tra virgolette, dando spazio ai vostri commenti in diretta. Nessuno osa fare una roba del genere, e visto che ve lo meritate, vado dal quotidiano Il Corriere a... Dove vado? Il Giornale, eccolo qua. Il Giornale apre con, stranamente, Garlasco, perché c'è molta passione anche su questo, 0 prove contro Sempio. Abbiamo scherzato, la relazione dei RIS, nessuna traccia di un secondo omicida. Ciapala lì, lo stupratore liberato, la toga salva migranti, stangava i deputati, l'assalto finale a Gaza City, se la città cade cadrà anche Hamas, dice Katz, ma anche il blitz Propal in università, un professore finisce in ospedale, Rino Casella, docente all'Università di Pisa, aggredito da una masnada di Propal che lo hanno tacciato di sionismo. L'inchiesta sull'urbanistica a Milano, anche qui abbiamo scherzato, il riesame fa pezzi PM, corruzione, tesi svilente. Le 52 pagine depositate nella cancelleria del Tribunale del riesame smontano le accuse di corruzione lanciata dalla procura contro il modello Milano. Ma guarda un po', dai, li candidiamo a sindaco, roba veramente. Cuore di Drago è l'editoriale, il Giù la maschera, di Luigi Mascheroni. Leggiamolo insieme. Ieri abbiamo seguito con preoccupazione la conferenza a Bruxelles sulla competitività dell'Europa, in cui Mario Draghi ha detto che l'Unione Europea si trova in una situazione difficile. Il nostro modello di crescita sta svanendo, la vulnerabilità stanno aumentando, l'inazione minaccia la nostra stessa sovranità. Mentre lo ascoltavo
ascoltavo vedevamo già i titoli dei giornali di stamattina: la sferzata di Draghi, Draghi suona la sveglia all'Unione Europea, lo schiaffo di Draghi, Draghi bacchetta l'Unione Europea, l'allarme di Draghi. Solo il giornalismo è più prevedibile della politica. Comunque noi restiamo convinti che Draghi dica sempre cose di buon senso, per quanto se qualcuno avesse detto anni fa quello che lui dice oggi, che l'Europa è fragile, che è divisa, che è lentissima, si sarebbe preso dell'euroscettico o del sovranista. Insomma, alla fine Draghi, presidente della BCE, premier per quasi 2 anni, uno dei grandi artefici del progetto di integrazione europea, con il suo simpatico inglese fluente affossa in un sol colpo il suo stesso modello di crescita, la famosa agenda, il Green Deal e l'Europa burocratica, tutto in perfetta antitesi rispetto a quello che ha fatto in questi anni come burocrate in Europa. Noi stimiamo molto l'uomo, un po' meno quell'aria che assume da passante indispettito quando vede dei lavori mal fatti, che ha diretto lui. Forse è per questo che è il politico italiano più presentabile nel mondo, perché dopo averci fatto digerire i fallimenti di Draghi, ci propone sempre scrupolosamente una cura Draghi per uscirne. Così Luigi Mascheroni oggi sul quotidiano Il Giornale, e insomma da Draghi ci siamo passati anche noi della Lega e abbiamo il segno ancora oggi. All'interno, certo, sul giornale paginoni per il riesame che smonta l'inchiesta milanese, corruzione, tesi svilente, case e progetti bloccati, uno stop da 5 miliardi, ma anche lo stadio, Sala riparte, ma l'opposizione non ci crede. Poi Draghi, presidente ombra, l'Unione Europea rischia di svanire, bocciato il piano per le auto green, si basa su idee non più valide. E poi vado su Repubblica. Dai, oggi sto svolazzando veloce perché poi abbiamo il Qui Parlamento alle 8:45, Morelli che ci deve ancora confermare e via via altri ospiti. Israele, distruggeremo Gaza, ma anche Draghi, richiamo all'Europa, l'inazione minaccia la sovranità. All'interno l'Unione Europea pronte le prime sanzioni, ma il governo Meloni tira il freno. Sanzioni chiaramente contro Israele. Il pacchetto di misure, tra cui la sospensione di alcuni accordi di cooperazione, sarà presentato oggi ai 27 da Callas. Finiremo che faremo come stavano facendo i comunisti qualche mese fa: togliamo i prodotti di Israele dai supermercati e mettiamoci la Gaza Cola. Avevano ragione loro alla fine, capisci sta roba? Proteste, lezioni interrotte e botte, alta tensione negli atenei italiani, riconosce Repubblica, mettendo aggredito in aula un professore di diritto, sospeso dal Politecnico un docente israeliano. L'ambasciatore russo accusa ancora l'Italia, ma Salvini lo abbraccia. I love you, signori. Chi è che scrive? Lorenzo De Cicco, io ti amo. Pagina 12 di Repubblica. L'incontro tra Paramonov e il leghista a ricevimento cinese. Il governo frena sui caccia alla NATO. Crosetto, lasciamo i Samtiv. Fatalmente, insomma, c'era l'ambasciatore russo e si sono dati la mano, si sono abbracciati, e questo Repubblica non ce lo perdonerà mai. Per fortuna c'è Romeo, intervista al capogruppo della Lega al Senato, pagina 12 di Repubblica. Mosca non ci invade, è solo un pretesto per il riarmo. È così facile. Dire che la Russia abbia intenzione di invadere l'Europa può sembrare un pretesto per riarmare i paesi europei. Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, ha da poco lasciato la riunione del Consiglio federale del partito e chiarisce la linea. Le spese della difesa devono servire a difendere i confini. Il ministro della difesa Crosetto ha detto però che l'Italia non è pronta se la Russia o un'altra nazione dovessero attaccarla. Lei pensa che sia necessario solo difendere i confini? Chiede Repubblica a Romeo. Io prendo in considerazione le parole di Crosetto quando dice che non c'è solo il fianco est, ma c'è soprattutto il fianco sud, che è quello strategico per l'Italia. Quindi è importante garantire la sicurezza sulle infrastrutture strategiche come porti e aeroporti, la difesa dei confini contro l'immigrazione clandestina, che viene utilizzata come arma ibrida per colpire l'Europa.
È chiaro che il ministro della difesa si sia lamentato del mancato riarmo e del deficit militare dell'Italia. La Lega che ne pensa? Risponde Massimiliano Romeo su Repubblica. In questo momento ci auguriamo che sul fronte russo-ucraino, senza sottovalutare alcune azioni che ci mettono nelle condizioni di mantenere alta la tensione, mantenendo il sostegno a Kiev, si vada avanti con la diplomazia. Non si riesca ad arrivare, che si riesca ad arrivare a una tregua. Non arrivano però segnali in tal senso, risponde Romeo. Più che pensare a un riarmo, è più giusto arrivare a sostenere la via diplomatica, l'unica che ci consenta di far finire questa guerra al più presto. Dunque lei non vede il pericolo di un attacco russo in Italia? Ma dai, domandona! Oh, quelli di Repubblica sono troppo avanti, veramente. Credo poco al fatto che la Russia voglia arrivare a invadere l'Europa. Mi sembra un pretesto che qualche paese europeo utilizza per pensare al piano di riarmo. Queste guerre alimentano morti e distruzioni. Se non si trova una soluzione pacifica, ci potrebbero essere conseguenze altissime, dice ancora Romeo, e un aumento della tensione nella popolazione. Prosegue Repubblica, velivoli russi hanno violato lo spazio aereo in Polonia, non crede possa succedere ancora altrove. Signori, no, non siete obbligati. Però è su Repubblica, pagina 12, mezza pagina tutta quanta su questo argomento, è intervistato Massimiliano Romeo. Ancora su Repubblica, pagina 24, Milano, i giudici contro i PM, svilente la tesi sulla corruzione, svilente. Nelle motivazioni dell'annullamento degli arresti, il riesame smonta l'indagine urbanistica, non basta ricevere un incarico per essere colpevoli, senza prove sono solo congetture, te capì? E l'intervista a Lupi, anche lui signori è un po' che lo vediamo sui giornali, ma davvero lo facciamo sindaco di Milano? È un'inchiesta ideologica, ma il problema è la città paralizzata, facciamo un duetto, da una parte Lupi, dall'altra parte l'ex sindaco, vabbè, non basta nominare questi nomi che li bruciamo, Moliamo Repubblica, certo, per par condicio, cerco la verità. La verità mette il Papa in prima pagina, il pontefice, dopo l'omicidio di Charlie, dichiara prego per Kirk e la sua famiglia. Mamma mia, i gay come saranno arrabbiati, però li ha fatti passare dalla porta santa. Il portavoce della Santa Sede riferisce la posizione di Leone XIV, comunicata al nuovo ambasciatore USA in Vaticano. La violenza politica lo preoccupa e pensa sia necessario astenersi dalla retorica e dalle strumentalizzazioni che portano alla polarizzazione. Centropagina sulla verità, Draghi che celebra il funerale dell'Unione Europea, ma occhio al piano B, una coalizione dei volenterosi. Chi ci sarà a capo? È l'Unione Europea, il vero nemico di questa Europa, Marcello Veneziani. E poi i dirigenti di AfD ricevuti alla Casa Bianca. La vice di Weidel e un militante escluso dalle elezioni per sospetti sulla sua lealtà alla Costituzione vanno a Washington dai funzionari di Rubio e di Vance alla faccia delle censure in Germania. L'assalto finale, inchiesta ONU, genocidio, Israele invade Gaza con l'esercito e Landini che fa? Sciopero venerdì. Ma all'interno del quotidiano La Verità ricordiamo Poggiolini, più che Poggiolini ricordiamo il suo puff pieno di lingotti d'oro. Poggiolini morto 5 anni fa, ma io ci metto un punto interrogativo, nessuno lo sa. Ecco che fine ha fatto il suo tesoro, protagonista di Tangentopoli, la sanità di Poggiolini, ragazzi miei. Pare che non ci sia neanche il certificato di morte, ma siamo sicuri che è morto. Intanto la vera morta mi sa che è l'Unione Europea. Sì, pagina 7, ma l'Unione rimane la vera minaccia alla nostra sicurezza. Ci preparano alla guerra, eppure nessuno vuole attaccarci e intanto Bruxelles chiude gli occhi sul problema migratorio. Ci siamo fatti del male rompendo i rapporti con Mosca perché ce lo chiedeva l'America e dopo non abbiamo saputo reagire ai dazi di Trump. Se ci vergogniamo della storia e della cultura non saremo capaci di farci valere sullo scacchiere mondiale. Chi rinnega la tradizione perde il proprio status. Belle ma drammatiche le riflessioni di Marcello Veneziani oggi sul quotidiano La Verità.
In patria provano a metterli al bando, i capi di AfD volano alla Casa Bianca. Abbiamo visto in West Rhine-Westfalia è il risultato pazzesco che ha avuto la destra in Germania. Pagina 12, morto in silenzio il vecchio Remida della sanità, distrutto da Tangentopoli. Il dirigente Poggiolini, travolto dall'inchiesta milanese, è venuto a mancare 5 anni fa, ma la notizia non era trapelata, non c'è scritto neanche su Wikipedia. Assolto per lo scandalo sul sangue infetto quando era ormai malato, non seppe nulla dell'esito del processo. Durante le indagini venne arrestato in custodia cautelare nel carcere di Poggioreale, dopo si recò Antonio Di Pietro per interrogarlo. Era stato accusato di epidemia colposa e omicidio plurimo per gli emoderivati contagiati dall'HIV usati per trasfusioni su pazienti colpiti da emofilia, ma soprattutto, ripeto, tutti i soldi che gli sono stati sequestrati e soprattutto quel famoso puff, puff, puff. Vado avanti, signori, e intanto stanno arrivando tanti WhatsApp, vi ringrazio al 340 6709 659. Chiaramente restate all'ascolto che li sentite leggere tra pochissimo. L'apertura di Avvenire ve l'ho già ricordata, arginare l'odio. Mattarella ricorda Willy Monteiro, un italiano esemplare, e richiama il dovere di educare alla speranza. Poi la citazione di Martin Luther King, la violenza moltiplica la violenza. E lo psichiatra, anche oggi se ne interroga uno, i social frenano lo sviluppo del pensiero complesso, i genitori possono fare molto. E ancora una volta ci tirano in ballo a noi che parliamo, ma i nostri figli non ci sentono. Giro quotidiano. Dove vado? Vado sulla Stampa, Il Tempo, cosa mi dite? Vado sulla Stampa, anche qua Israele, inferno a Gaza City, ma soprattutto in centropagina l'addio a Robert Redford, l'ultimo leone del cinema USA, aveva 89 anni, a piedi nudi nel cielo. Si gira ancora pagina, oltre alla prima pagina il quotidiano La Stampa ci interessa all'interno perché c'è il rapporto ONU che accusa Gerusalemme, nella striscia è in corso un genocidio, la commissione indipendente guidata dalla giudice Pillay lo indicano 4 criteri su 5, ostacolate anche la maternità. La prevenzione di un genocidio non è un'azione discrezionale per gli stati, è un obbligo legale e morale. La fame è stata usata come arma da guerra e il sistema sanitario è stato deliberatamente distrutto. L'appello del rapporto, la comunità internazionale non può restare in silenzio. Una parola che fa male agli israeliani e ai palestinesi, il genocidio. Con, questo a pagina 6, con a pagina 10 il professore israeliano che loda il suo esercito a lezione è stato sospeso dal Politecnico Torino. Il docente ai contestatori gli ha detto: sono i militari più corretti del mondo, e quelli dell'esercito israeliano. Il rettore Corniati interrompe il corso, esternazione. Inaccettabile. Sì, ma ci sono anche i Propal a Pisa e il docente lo hanno preso a pugni. Ecco la propaganda di Hamas, dice Di Segni. I collettivi dell'Ateneo Toscano contro Rino Cascella gli han detto è un sionista, la Bernini. Intollerabile. Chiaramente qui dovete farvi un'idea. Chi usa la violenza, ok? Mentre Giancarlo De Cataldo, l'ex magistrato autore di Romanzo Criminale, sulla Stampa dichiara: le destre, qui e altrove, vogliono riscrivere la storia. Nessun clima da anni di piombo. Il pericolo è continuare a evocarlo. Paginone con l'intervista a Giancarlo De Cataldo oggi sulla Stampa, che naturalmente riprende anche l'allarme di Draghi. A rischio la sopravvivenza dell'Unione Europea. La sferzata dell'ex governatore a un anno dal rapporto sulla competitività è il momento di infrangere tabù e crescere. La von der Leyen, meno regole. Chissà cosa ci proporrà questa Europa. Paginone anche pagina 26 sull'economia, cosa sta facendo il governo. Bollette, il governo ci prova, nuovo bonus alle famiglie, imprese, stallo sugli aiuti.
Si cercano le coperture dal gettito delle aste per ridurre le emissioni. La misura entrerà in manovra o nel decreto energia di Pichetto. Il costo dell'energia, una delle priorità che il governo intende affrontare nella legge sul bilancio. Sull'ex Ilva aumenta la cassa integrazione, ma si è guastato anche l'unico altoforno attivo. Blocco temporaneo a Taranto per la manutenzione, ammortizzatori sociali per 4.450 lavoratori. Parleremo di banche tra poco e la Stampa ci ricorda in questo articolo di Luca Monticelli a pagina 26, Salvini rilancia contributo delle banche per finanziare la legge di bilancio, ma come ben sapete abbiamo una certa Forza Italia che non fa i salti di gioia. Torneremo certo su questo ed altro tra pochissimo, adesso c'è la pausa, come al solito una canzone indipendente ogni mezz'ora, un artista è sempre benvenuto su queste frequenze, un artista assolutamente sconosciuto a livello nazionale, ma che noi pensiamo sia di altissima qualità. Oggi ascoltiamo Filippo Filidei, in arte Filè, con la canzone Sospiro. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Alta pressione dominante sull'Italia, dove avremo un'altra giornata per lo più soleggiata. In mattinata parziale copertura nuvolosa da nord a sud, tuttavia senza fenomeni particolarmente degni di nota. Cieli sereni sulle isole maggiori. Dal pomeriggio prevalenza di sole su quasi tutta l'Italia. Temperature in calo sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto agli ascoltatori da Alberto Acerbis, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, andate, se volete, visitare il nostro sito olioacerbis.com, perché noi siamo in raccolta della bava di lumaca in questi giorni e prepariamo tutto quello che riguarda il mondo elicoidale della chiocciola. Quindi è disponibile lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free per la tosse grassa e la tosse secca, è disponibile gastro free per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è disponibile tutta la linea cosmetica per l'inverno alla bava di lumaca, la conoscete benissimo, la Rimas, una crema straordinaria chiaramente certificata da BioCert Italia, un prodotto biologico. Quindi il mio consiglio stamattina è questo: se avete tempo, se volete, olioacerbis.com, andate a vedere la sezione della cosmesi oppure dell'integrazione, ritrovate un mondo straordinario. Se devo, se posso, se mi va, se volete ascoltarmi, vi voglio bene lo stesso, andate e leggete bene per quanto concerne lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free. Guardate, questo è un prodotto che noi produciamo e consigliamo da 22 anni. Chi ci segue da tanto tempo lo sa, forse anche di più. Quindi olioacerbis.com, sezione, se volete l'olio lo ordinate, se volete però i prodotti alla bava di lumaca, compreso gastro free per chi soffre di gastrite, chi soffre di reflusso gastroesofageo, e in modo particolare dovete focalizzarvi secondo me su bronco free. Leggete e poi potete ordinare anche da lì. olioacerbis.com. Scrivete come ci è conosciuto Radio Libertà, perché io vi faccio un bellissimo regalo, perché lo meritate. Grazie, buona mattina, in alto i cuori, avanti tutta, Maimula Tenardur, ci vediamo alla prossima. Ciao.
giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sospiro pensando a te, goccia con la voglia di tuffarsi nel tuo mare e poi disperdersi senza temere di non ritrovarsi più. Sai che la vita dona il meglio senza dare preavviso. Nel buio vidi una luce mi portò fino al tuo viso. Sceso da un treno in corsa che portava ad impazzire. Nel tuo sguardo vidi un luogo dove voler viaggiare senza opporre resistenza. Ti osservai attraversare le porte del mio mondo. Io che mi confondo e dipendo da quel che sento, a volte cammino sul fondo. E sto pianeta in preda alla follia, so che lo sappiamo entrambi. E ancora sogniamo che l'amor ci sveglia e che qualcosa cambi. Cercando un senso io nella parola amare. Comprendo che nulla ti devo dimostrare. L'aria è leggera ed io ritorno a respirare. Per come sei tu, mi riesci a stimolare dove sogno intanto che nomada senza tempo il vento ti riporti a me e poi sdraiarsi sulla nuvola ad osservare per un momento questa favola. Ma ora son solo ed il silenzio accompagnato dal mare, la tua voce sono le braccia da cui mi fare cullare, il tuo cuore col ritmo sul quale vorrei danzare e il tuo corpo è l'ossi dove poter riposare senza neppure rendermi conto di averti all'interno della mia vita. Mi resi conto che per un momento toccai l'amore con le dita e me ne accorsi era ballo giusto prima che partisse. Vedi il mio sole oscurato da mie solite eclisse. Frutti proibiti addolciscono l'attesa del tuo ritorno. Senza dipingere illusioni mi vivo giorno per giorno. I tuoi sorrisi, le tue espressioni e la tua dolcezza e questa brezza che vorrei fosse soltanto una tua carezza. È un sognatore innamorato, sospeso tra ricordi e desideri, influenze brasiliane. Per questo cantautore cresciuto tra Imola e Marina Romea, ma che ha iniziato il suo percorso artistico in Spagna con il rap e la musica di protesta. Come si chiama? Si chiama Filippo Filidei, in arte Phil, e la canzone appena uscita si intitola Sospiro. Alle 8.38, buongiorno, buon sospiro da Sammy Varin. Sospiriamo, certo, tra queste notizie che vi sto mettendo sul tavolo per i vostri discorsi con parenti e amici quest'oggi al bar durante un aperitivo o semplicemente per condurvi ad acquistare un quotidiano quest'oggi, è minimo, e c'è Fedez. Fedez è da spogliare della sua notorietà e va mandato a lavorare in cava, 1.500 euro al mese. Però Mauro è anche tanto 1.500 euro al mese, perché mi fai cenno anche tu?
È giusto, cioè che 1.500 euro però è uno stipendione, ora non saprei se dargliene così tanti. Comunque Fedez, sappiate, sta per uscire con una nuova canzone e quindi ha paragonato Sinner a Hitler, ed è chiaro che fai notizia dicendo una roba del genere. Ha parlato anche della Schlein, però non è stato incisivo sulla Schlein. Ciao Sammy, certo che sentire il vitulico, giuro non conosco questo termine, fighez, dare a Sinner l'accento da Hitler è tutto da dire. Sempre sostenuto che uno dei problemi principali del Lombardo-Veneto è la presenza elevata di vitulici pro Italia. Converrai con me che ormai qualsiasi prolungamento dell'esistenza dello Stato italico è un'inutile agonia per i popoli della penisola italica. Grazie al fratello fiumano Luca da Brescia, che è pochino secessionista, ma poco. Caro mio, ma i problemi sono i droni russi, Luca, dai, se arrivano i droni russi in Padania, cosa facciamo? Ci vediamo a Pontida, chiaramente, questa domenica 21 settembre, secessionisti, federalisti, autonomisti, ma tutto quellisti che Vannacciani e non Vannacciani, voi che avete fatto certo la certificazione, vi siete vannaccizzati. Vi aspetto allo stand di Radio Libertà questa domenica 21 settembre a Pontida, in provincia di Bergamo, sul Sacro Prato. Posso ridere delle fantasie della Salis? Non posso farne a meno. Dipende quale. Salis 2, sì, quella di Genova va bene, non querela. Pro-Pal uguale pro-Hamas. Se a Gaza comanda Hamas, votato dai palestinesi, dirsi pro-Pal è confermare il potere ad Hamas. Tutto il resto è fantasia demente. Trovare qualcuno più vivace del Lupi per Milano sarebbe sano buonsenso, sì, è vero, o Lupi o Albertini, ma io li faccio tutte e due, sindaco e pro sindaco, assolutamente, non c'è altro. La guerra alla nostra sovranità, alla nostra libertà, alla nostra economia, da anni ce la fa l'Unione Europea, la peggior disgrazia capitata al popolo italiano. Con Draghi che l'ha voluta così e ora finge di denigrarla, diventerà solo un'ulteriore disgrazia. E sì, perché ci sono i volenterosi e lui a quanto pare li vuole comandare, vuole stare a capo dei volenterosi. La mia speranza è vedere, prima di raggiungere la casa del padre, la mia Italia liberata dalla gabbia dell'Unione Europea. Ancora con Fedez, si evince che Fedez e Draghi sono intercambiabili. A quando il rapper a Palazzo Chigi, ragazzi? Autoerotismo, tocchiamoci insieme. Buongiorno, se lo Stato vuole fermare questi cretini che pensano di fare tutto quello che vogliono, abbiamo la Digos, almeno che per lo Stato va bene così, la festa del perdono esiste solo a Melignano il giorno dell'angelo. Vai, andiamo, che tra poco c'è il cui Parlamento, abbiamo tempo di andare sul Tempo. Certo, la prima pagina del Tempo si differenzia dalle altre perché qui c'è solo un riquadretto con Israele a Gaza City, via l'invasione con tank e truppe, caccia ai terroristi, fuggiti in 370.000, ma il titolo principale con l'articolo di Rita Cavallaro è per l'ultima delle toghe rosse. Giudici, diteci come votate. Nelle chat dell'ANM scoppia la rivolta dei magistrati indipendenti contro la richiesta di Patarnello, quello della Meloni pericolosa, e i 500.000 euro del sindacato per la campagna contro il governo. Sul quotidiano Il Tempo parte il countdown per Salis. La prima, Salis 1, è quella che querela. Martedì è il giorno del giudizio. È il Tempo di Osho che dice, c'è Fratoianni che dice alla Salis, male che vada, tra 2 anni te candido alle politiche, e lei, sempre che nel frattempo non divento ambasciatore. Tra i richiami in prima pagina sul Tempo, Draghi frusta Ursula, in questa Unione Europea non funziona nulla, e il piano del generale. Vannacci scopre il kirchismo, farò dibattiti nelle scuole. Vai, zitti, che poi vi conosco voi comunisti, vai,
vai che lo fanno fuori, state per dire, bastardi, non scherziamo ragazzi, eh? Sai qual è il problema? È proprio questo, che la vita oggi non vale più niente, che vediamo morire sui social e non ci fa più nessun effetto. Schifoso, schifosa attualità. Sul Tempo, i 7 giorni di Ilaria Salis. Parte il countdown per l'immunità. Fissata per martedì 23. Sto già tamburellando sul tavolo la commissione Iuri che voterà se farla processare in Ungheria. Ilaria Salis. La sinistra la difende, per la revoca serve una maggioranza di centrodestra col PPE e quindi ce la faremo. Il piano per far fuori la Schlein. Franceschini in asse con Conte chiede le primarie di coalizione. Vai. E tanto adesso abbiamo anche la mini Schlein pronta e allerta. Fratelli d'Italia offre assistenza alla gente che ha usato il taser a Reggio Emilia dopo la morte di un fermato. Sì, ma intanto a Genova, avete sentito, hanno proibito il taser. Il quotidiano Il Tempo ci porta poi a pagina 11 alla riunione alla Camera. Salvini ripropone la tassa sugli extra profitti bancari, i candidati dopo Pontida. Il leader della Lega ha tracciato la linea durante il Consiglio federale. Sulle regionali dice un civico in Campania e in Puglia, perché no? Spese per la difesa. Il vice premier ha ribadito la necessità di aumentare il budget per la sicurezza interna e non per armi e missioni estere. Torneremo certamente tra pochissimo sull'argomento Lega e su Vannacci che si ispira a Kirk, non al capitano Kirk Enterprise, a Kirk, il comunicatore morto, ammazzato, e dichiara: andrò a fare dibattiti nelle scuole. Tra pochissimo vi leggo quello che scrive quest'oggi il quotidiano Il Tempo. Adesso invece ci colleghiamo con il Parlamento. Qui Parlamento. Ed ho piacere di ritrovare il senatore della Lega Marco Dreosto. Buongiorno. Buongiorno, saluto agli amici di Radio Libertà. Grazie per essere con noi. Tra poco parliamo di banche. Ieri si è approvato un DDL recante disposizioni per la partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali di sviluppo, e tu sei stato relatore di questo DDL. Ma prima però una battuta su Pontida. Ormai è un conto alla rovescia, è un countdown. Io mi occupo di rassegna stampa in questi mesi e ragazzi, mai come adesso si parla di Lega, si parla di Salvini, si parla di Vannacci, naturalmente, è chiaro, tutti quanti noi abbiamo fatto la vannacizzazione perché ce lo impone Repubblica, minimo, ma tutto questo è un pompa bellissimo per l'evento più importante della Lega di questa domenica 21 di settembre. Come vedi, come prevedi questa Pontida? Raccontaci, Dreosto. Ma sappiamo che Pontida è sempre un appuntamento straordinario dove militanti, amici, sostenitori, amministratori, ministri si ritrovano tutti militanti della Lega in un pratone dove l'entusiasmo rilancia quelle che sono le nostre storiche battaglie identitarie che devono sempre avere come punto di riferimento la difesa della nostra cultura, della nostra identità, ma soprattutto risposte concrete ai cittadini e ai territori. Questo penso sia da sempre lo spirito della Lega, che viene rimarcato sul paratone di Pontida, dove ogni anno ci sono novità importanti, ci sono personaggi nuovi, ci sono iniziative di carattere legislativo, ma alla fine prevale sempre quel valore identitario dal quale è nata la Lega e dal quale la Lega non può prescindere. Noi non dobbiamo mai dimenticare che siamo un movimento che nasce dal territorio, per il territorio, e questo è il nostro punto di riferimento che non deve mai mancare né nel semplice militante, nel semplice sostenitore, fino al primo dei ministri o dei viceministri. E io penso che in questo momento storico, dove la situazione geopolitica internazionale, ma ancora più i gravi fatti di cronaca come quelli arrivati dagli Stati Uniti, debbano essere al centro dell'attenzione. Io l'ho voluto sottolineare ieri nel mio intervento di apertura al Senato, proprio a nome del gruppo della Lega. Penso che
l'avversario va combattuto sempre in forma leale, con le parole, con gli strumenti, con le iniziative. Noi dobbiamo sempre avere un approccio che deve essere assolutamente di tolleranza e mai mirato all'eliminazione fisica dell'avversario. Questo purtroppo ci ricorda altri momenti storici che non vorremmo mai vedere, legati non solo a periodi importanti ma anche al terrorismo, e penso che il Pratone di Pontida sia davvero il momento per far vedere che noi siamo la Lega dei fatti, siamo la Lega dei progetti, siamo la Lega delle iniziative, non ci ferma nessuno, dobbiamo essere uniti. L'ha detto il nostro segretario federale, non diamo spazio alle polemiche, soprattutto fatte dall'esterno, dai giornaloni di sinistra, da quelli che sono sponsorizzati da questa sinistra che si dice democratica, e poi, come quando accadono fatti drammatici come quello di Kirti, invece di essere vicino a queste persone che hanno dato alla fine la vita per un'ideologia, per un'idea, per un futuro, addirittura mettono in dubbio alcuni aspetti non solo della morte ma anche del percorso politico di chi evidentemente si mette sempre a disposizione in forma democratica del prossimo. Il mio appello è davvero ad essere in tanti a Pontida, perché Pontida non è solo un appuntamento annuale dove ci ritroviamo, ma è il momento per fare il punto della situazione, per rilanciare con forza le nostre idee, le nostre convinzioni. E sentirete, cari ascoltatori, cosa metterà la Lega sul piatto per il prossimo autunno-inverno, cose davvero importanti e dirompenti. Ma torniamo al DDL di cui tu sei stato relatore. Di che cosa si tratta, Marco? Ma intanto devo dirvi che è un documento comunque importante, molto tecnico, ma che consentirà al Presidente della Repubblica di sottoscrivere questo accordo internazionale che dà un nuovo spunto, un nuovo stimolo, una nuova vita a quelle che sono le possibilità, ampliando i limiti finanziari di azione delle banche internazionali che sono la BERS, la Banca per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la BERS, che è la Banca per la Ricostruzione e lo Sviluppo Internazionale Europea, e poi il Fondo Africano di Sviluppo. Dico, qui, come ho premesso, è una modifica molto tecnica che consente sostanzialmente di ampliare quelli che sono i limiti finanziari e gli ambiti di intervento previsti per ciascuna di queste istituzioni finanziarie, che vengono definite multilaterali proprio perché hanno un'ampia partecipazione tra stati ed istituti bancari, e soprattutto perché hanno anche una autonomia finanziaria importante. È necessario che i vari stati che aderiscono a queste istituzioni diano proprio l'ok a quello che è stato già un accordo fatto tra i governatori delle banche europee internazionali. Come dicevo, questo documento che è stato approvato, voglio ricordarlo proprio perché è un documento di buonsenso ma soprattutto tecnico, all'unanimità al Senato, con un solo emendamento che tra l'altro è stato proposto dal nostro Presidente Massimo Garavaglia, darà appunto la possibilità a queste istituzioni di essere ancora più incisive in campo internazionale e attraverso poi quello che sarà l'atto formale firmato dal Presidente della Repubblica. Quindi per una volta il Parlamento è sovrano e ha deciso di dare questa possibilità al nostro Presidente Mattarella. E noi naturalmente seguiremo i lavori del Senato e della Camera come ogni giorno. Ascoltate le nostre trasmissioni. Senatore Marco Dreosto, come sempre è un piacere sentirti, e l'invito a Pontida sul Sacro Pratone. Passa a salutarci allo stand, al gazebo di Radio Libertà, ok? Assolutamente, anche noi dal Friuli Venezia Giulia avremmo grandi sorprese con il Campo Friuli, quindi l'invito è reciproco. Un caro saluto e un caro abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Qui Parlamento. Grandissimo senatore Dreosto, avete sentito, il bello di questa Pontida è che ogni zona d'Italia sarà rappresentata da un gazebo. Dal nord all'estremo sud ci saranno gazebo di ogni sezione della Lega, ognuna
con i propri prodotti, ognuna con i propri gadget e i propri politici. Quindi è puro territorio. Anche questa Pontida 2025 vi stupirà, ma chiaro, sarete stupiti se verrete a salutare Sammy Varin. Minimo cercate la pelata e gli occhiali verdi, minimo, anche quelli non mancheranno. Cercate i gadget di Radio Libertà, dai, me li state richiedendo? No, non son postal market, non ve li posso spedire assolutamente. Passateci a trovare via Bellerio 41 a Milano, le magliette, i cappellini, ne abbiamo quanti ne volete, ma la cosa più richiesta ancora una volta, signori, sì, oltre alle mutande. Qualcuno vuole ste mutande con scritto Libertà sul culo? Ci saranno, ma la quantità è assolutamente limitata. Il gadget più richiesto è sempre quello, il portachiavi bruciacchiato in legnetto proprio, roba padana, con scritto Radio Libertà, piccolino, occupa poco spazio per le vostre chiavi, per la vostra esistenza quotidiana. Chiaro, quello con la faccia, il faccione di Sammy Varinone è un po' il presagio, me lo diceva ancora ai tempi Castelli, ministro della giustizia, quando mi vedeva alle feste mi diceva: ma sei ancora qui e non ti hanno ancora fatto fuori, nel senso buono, no? Non farò la fine di Kirk, ve lo prometto, però giustamente il faccione di Sammy Varin vi fa capire quanto sia importante l'informazione, che sia contro, che sia alternativa. Bisogna essere liberi di informare, di dire il nostro pensiero. E quale miglior radio di una radio che si chiama Radio Libertà può fare la vera controinformazione? Il faccione di Sammy Varin, perché è lui che ogni mattina, tra le 7:30 e le 9:30 del mattino e poi ancora dalle 11 a mezzogiorno, porta avanti questa controinformazione, leggendo i giornaloni, ma facendovi capire che c'è un'altra verità e la scoviamo molto spesso nelle pieghe di questi giornaloni. Fatto sta, signori, venite al gazebo di Radio Libertà tra le 7:30 del mattino e le 4 del pomeriggio e dateci un obolo prendendo in consegna il portachiavi con l'effigie di Sammy Varin, ma soprattutto facendolo firmare, oltre che a Sammy Varin, se lo beccate, dove vuoi che vada, sono lì, non posso scappare. Se cerco di allontanarmi dal gazebo mi ritirate dentro, oltre che la mia firma lo fate firmare il portachiavi ai big della Lega. Se incontrerete minimo Salvini, il generale Vannacci, Romeo, Molinari, cioè un portachiavi che assume un valore bellissimo parlando proprio di libertà. Chiaro, non c'è solo questo di gadget, ce ne sono tanti bellissimi. Quando ci verrete a trovare li vedrete. Cosa faccio, il venditore? Sì. Sono di nuovo sul Tempo, c'ho una manciata di minuti e vi porto a pagina 11 del Tempo, perché Salvini ripropone la tassa sugli extraprofitti bancari, non molliamo, rilancio dell'intervento sugli extraprofitti bancari, taglio delle tasse, elezioni regionali e la nuova Pontida, scrive Gianni di Capua. Questi i macro temi al centro del Consiglio federale della Lega, tenutosi ieri alla Camera. Il segretario del Carroccio Matteo Salvini, come riporta una nota del partito, ha infatti ribadito la necessità di un contributo a chi ha maturato extra profitti, così da coprire alcuni interventi a sostegno di famiglie e imprese previsti in manovra, capisci? In riferimento riguarda particolare le banche. Da parte della Lega, ha spiegato Salvini al termine della riunione, restano sul tavolo pace fiscale e abbattimento delle tasse con un contributo delle banche. Sulla partita relativa ai candidati mancanti del centrodestra per le prossime elezioni regionali, il vice premier ha spiegato che contiamo di chiuderla bene dopo Pontida, anche se ammette non abbiamo già fissato un vertice tra i leader delle coalizioni, assicurando che dopo Pontida la chiudiamo. Una partita che potrebbe riservare comunque qualche sorpresa, specie per ciò che riguarda la provenienza dei possibili candidati, soprattutto nelle due regioni del sud. È stato lo stesso Salvini ad averlo aperto a diverse possibilità
necessità in questo senso. Un civico in Campania e in Puglia, si è chiesto il vice premier, perché no? A me basta che siano in gamba. In Veneto noi riteniamo di avere persone assolutamente di spessore da offrire alla coalizione. Politici? Assolutamente, ribadendo che abbiamo un'ottima classe dirigente come hanno gli altri. Diciamo che in Veneto noi ci teniamo particolarmente. Nella regione per il dopo Zaia la strada sembra segnata. Il designato successore del governatore in carica dovrebbe essere con ogni probabilità il 35enne Alberto Stefani, astro nascente della politica e attualmente in vantaggio su tutte le altre opzioni. Ma al federale del Carroccio si è parlato anche di difesa, spese per armamenti, sicurezza interna, tema quest'ultimo da sempre centrale per il partito, a patto che, come spiegato dallo stesso Salvini, si parli di fondi dedicati alla difesa interna e non in generale a una difesa in giro per il mondo. Le maggiori spese per la difesa dovranno dunque essere impiegate principalmente per la sicurezza interna. L'obiettivo prioritario dovrà essere quello di presidiare e controllare treni, stazioni, mezzi pubblici, scuole e strade, non per inviare soldati italiani o per comprare armi e mezzi da usare all'estero. Salvini ha dunque rilanciato la posizione che la Lega ha da sempre tenuto sulla questione, ovvero che l'aumento delle spese militari dovrà essere orientato alle esigenze di sicurezza interna dell'Italia e trovare compimento durante la grande adunata di Pontida prevista per il 20 settembre, che naturalmente è il 21. Il 20 c'è la Pontida dei giovani il sabato prima, che comunque vi consiglio perché ci sarà comunque Salvini, ci sarà il generale Vannacci, ci sarà il ministro dell'istruzione, bella gente, meno casino, e quindi il consiglietto, se proprio non riuscite questa domenica 21 settembre a essere a Pontida, passateci sabato. Una Pontida, come più volte annunciato, che si presenterà rinnovata nella forma e nei contenuti, un punto di partenza per quello che dovrebbe essere il nuovo corso del Carroccio, improntato, come già spiegato dal vice premier, alla riflessione sul coraggio contro la paura. L'ispirazione sarà ovviamente quella legata all'ascito politico di Kirk e alla sua rivoluzione del dialogo. Rivoluzione del dialogo. Non a caso gli ospiti internazionali che parteciperanno all'evento saranno molti, da Bardella, rappresentanti di Young Republicans, Vox, Fidesz, Rassemblement National, fino a giovani opinionisti e attivisti che hanno il coraggio di parlare. Guarda caso, ci saremo anche noi di Radio Libertà. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sì, l'idea. Basta poco per riuscire a vedere ogni uomo come dono, fratello fragile. Siamo più di semplici cenere. A volte ci vuole tempo per conoscere l'altro e la sua libertà, e bisogna creare uno spazio accogliente per un nuovo inizio. L'amore è un vero impegno, siamo pronti a spendere tutto. Cerchiamo il tuo volto, Signore, attraverso chi tu ci hai messo accanto. E questa connessione ci libera dal pianto e non ci sarà più divisione, ma soltanto una rete che non ci spezzerà. Fraternità. Ci chiedi di amarci davvero,
sciogliendo la menzogna con sguardo sincero, ed è uno sguardo di cura che illumina il nostro cammino, perché il bene che è nato fra noi in te non finirà mai. Cerchiamo il tuo volto, Signore, attraverso chi tu ci hai messo accanto, e questa connessione ci libera dal pianto, e non ci sarà più divisione ma soltanto una rete che non si spezzerà. Fraternità. Non si spezzerà la rete, fratelli tutti siamo uno in te qui riuniti, nel tuo nome non si spezzerà la rete, fratelli tutti siamo uno in te qui riuniti, nel tuo nome non si spezzerà la rete, fratelli tutti siamo uno in te qui riuniti, nel tuo nome non si spezzerà la rete, fratelli tutti siamo uno in te qui riuniti, nel tuo nome. Cerchiamo il tuo volto, Signore, attraverso chi tu ci hai messo accanto, e questa connessione ci libera dal pianto, e non ci sarà più divisione ma soltanto una rete che non si spezzerà. Che non si spezzerà. Cerchiamo il tuo volto, Signore, il tuo volto, attraverso chi tu ci hai messo accanto, e questa connessione ci libera dal pianto, e non ci sarà più divisione ma soltanto una rete che non si spezzerà. Fraternità. Non mi dire che preferisci Hamas e gli islamici che ballano, France? Il suo volto, signori, questa è Christian Music, questa è Bucketton's Music, sì, è il Sammy Varin che dice: non ci resta che pregare, non ci resta che pensare alla nostra terra, alle nostre tradizioni, alla nostra religione in momenti così pesanti, e io spesso e volentieri vi trasmetto la musica che non esiste sugli altri canali, la musica cristiana. Si intitola Il suo volto, questo pezzo di Fraternità e Serena Lambertucci. Serena Lambertucci arriva da Montelupone, Macerata, Marche, è dottoressa in giurisprudenza, ma soprattutto una voce, una chitarra al servizio dell'Altissimo, e l'Altissimo non è certamente Formigoni. Fraternità, la più grande community cattolica d'Italia, che quest'anno si è riunita a Loreto, ma soprattutto Christian Music, che Sammy Varin trasmette da sempre, chi mi segue lo sa, per ricordarvi che il pontefice, dopo l'omicidio di Charlie Kirk, ha dichiarato: prego per Kirk e la sua famiglia. È l'apertura quest'oggi del quotidiano La Verità. Il Papa prega per Charlie Kirk e la sua famiglia ed è preoccupato dalla violenza politica. La Santa Sede conferma quanto comunicato al nuovo ambasciatore USA. Con il buongiorno rinnovato, 7 minuti dopo le 9 del mattino, tra pochissimo apro le linee allo 0292947222, ma avremo anche un collegamento con il senatore e sottosegretario Alessandro Morelli tra pochissimo. Il tempo però di fare un giro sul tempo, sì, ci ritorno sul tempo perché dai, non l'avete... No, come? Non avete ancora fatto questa mattina la vannacizzazione? Vergogna! Vergognatevi, ascoltatori! Santa polenta, ma te l'ho detto, tutto questo sente
sente proprio nell'aria la voglia che abbiamo di andare a Pontida questa domenica. Sono gli ultimi giorni, vi invito ad andare sul sito legaonline.it o di contattare la sezione della Lega a voi più vicina. Da Milano partono non so quanti pullman per venire tutti insieme a Pontida ad assistere a un evento nazionale e internazionale che sicuramente lascerà qualcosina di importante sul tavolo nazionale, sul fronte degli italiani, certo, e proposte dirompenti per aiutare gli italiani, ma soprattutto certamente sul fronte della politica. Ci saranno delle novità molto potenti che riguardano anche la comunicazione. Intanto però la vannacizzazione prosegue. In provincia di Varese Cristian Campigli, signori, è andato a sentire Vannacci che si ispira a Kirche e dice: andrò a fare dibattiti nelle scuole, nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. La massima resa immortale nei versi di Ugo Foscolo. Che allegria, i sepolcri, tutte quelle cose ci riportano indietro nel tempo quando studiavamo, no, però c'era malinconia, certo, la natura matrigna, c'è Foscolo, Leopardi, mamma signor, che è più o meno quello che troviamo anche sui giornali in questo tempo, c'è un'allegria, però ci sta, certo, rappresenta al meglio l'impatto che la morte di Kirk ha avuto sul centrodestra italiano, scrive il Tempo. In particolar modo sulla Lega, che ha deciso di prendere ad esempio l'opera e l'azione dell'attivista statunitense Kirk per avviare una serie di incontri nelle scuole italiane. Facciamo come Kirk. Un'idea alla quale l'uomo delle 5 Stelle, il generale Vannacci, pensava da oltre 3 mesi, come anticipato dal nostro quotidiano, ma che ora non può più essere posticipata. E così ieri sera il team Vannacci Bidoletti di Varese, capitanato da Stefania Bardelli, ha organizzato un incontro ad Azzate, piccolo centro del Varesotto. Nella prima parte della serata un maestro di judo ha spiegato l'importanza di seguire un corso di autodifesa, è vero, io l'ho detto anche ai miei ragazzi, un'iniziativa pensata per rispondere al crescente senso di insicurezza che si vive in quella che una volta era un'isola felice, costantemente da decenni tra le prime 3 province italiane per reddito, quella di Varese, e oggi è spesso al centro della cronaca nera per rapine, furti, incursioni nei negozi, pistola in mano anche in pieno giorno. Ieri a Cassano Magnago ha rapinato persino la tintoria. Ma il vero clou è arrivato verso le 9:30 della serata. È stato lanciato un progetto sul quale il team Varesotto lavora da settimane: entrare nelle scuole per parlare ai ragazzi di identità, tradizione, cultura e patria. L'idea nasce dalla volontà di dialogare con i nostri studenti di temi che la sinistra ha bollato erroneamente come tabù. A Varese entreremo nelle scuole e nelle università come Charlie Kirk, ha affermato Roberto Vannacci. Le nuove generazioni hanno diritto a un'educazione che non sia prigioniera del pensiero unico. Entrare nelle scuole significa restituire ai ragazzi strumenti critici e la possibilità di confrontarsi davvero. Solo così si forma una cittadinanza consapevole e responsabile. L'iniziativa sarà snodata in 3 incontri. Il primo a novembre con Vannacci che parlerà agli studenti di un istituto superiore varesino. A seguire altri professionisti scelti dal team. Il nome dell'istituto è per ora top secret per evitare possibili azioni violente da parte dei soliti noti. Secondo gli organizzatori, gli studenti vengono bombardati da un pensiero unico che cancella il dibattito e premia solo chi si adegua. Noi diciamo basta, la cultura nasce dal confronto, non dall'omologazione, ha detto Stefania Bardelli. Chi parla di libertà di espressione spesso intende solo la libertà di esprimere ciò che è politicamente corretto. Noi siamo qui per ribaltare questo schema. Vogliamo che anche le voci non conformi abbiano spazio, senza censura e senza intimidazioni. Uno dei punti che nel corso della serata è stato maggiormente toccato è proprio la volontà di mostrare ai liceali che esiste un'altra parte del mondo che la pensa in modo diversamente dal mainstream progressista. Non vogliamo imporre un nuovo dogma, vogliamo liberare le aule dal dogma già esistente. Se questo dà fastidio
fastidio a chi controlla la narrazione, significa che stiamo toccando un nervo scoperto, ha concluso Bardelli. Ai ragazzi diciamo: abbiate il coraggio di essere impopolari, di fare domande, di pensare diverso, diverso soprattutto, aggiungo io, da quello che vi propone il vostro telefonino. Non siate mai spettatori passivi, non possiamo permettere che la paura ci paralizzi, viviamo con coraggio. Questo è il paginone che quest'oggi il Tempo dedica al generale Vannacci, che sta girando l'Italia, come ben potete seguire anche su queste frequenze, nel Segui la Lega. Apriamo le linee, dai, una manciata di minuti per parlare con voi ascoltatori. Il più veloce entra in onda. Chiamate adesso 02 92 94 72 22. Ripeto, 02 92 94 72 22 ed entrate in onda con me. Crollo Ponte Morandi. Chi paga per la fretta di dare ai Benetton così tanti miliardi? Senza aspettare l'inchiesta, infatti, il gruppo ha guadagnato in borsa e le tariffe autostradali sono rimaste in aumento. Se ne avvantaggia lo Stato. La presidente della regione Sardegna non doveva dimettersi, doveva, ma poi hanno detto: ma no, ma dai. Mi sa che siamo solo noi a dire fraternità. Gli altri popoli non li senti mai dire fraternità. È vero. Ed è proprio per questo, vedi, che noi di Radio Libertà siamo diversi, diciamo cose che nessun altro dice. Poi ricordate che la verità, come dico sempre, sta nel mezzo, però vi facciamo pensare, non puoi dir di no. Buongiorno, finalmente abbiamo un vero papà, non un pagliaccio comunista. Oddio, papà, io sono papà, ma forse intendevi papa, certo, che giustamente ha detto pensiamo anche a Kirk. Prendiamo una chiamata, 029294 7222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Allora, noi ci stupiamo perché i figli del barcone fanno i gradassi per le nostre città, o anche quelli che arrivano direttamente dal barcone. Ma noi sbagliamo, perché questi arrivano da culture che sono opposte molto spesso alle nostre, hanno valori diversi dai nostri, hanno religioni diverse dalle nostre. Molte di queste, cioè una in particolare di queste religioni, non è che siamo tutti uguali e siamo tutti fratelli. Dice che ci sono degli uguali e dei cani, che sono soprattutto quelli che non professano quella religione, e ci siamo capiti su quale. I figli del barcone, invece, oppure gli immigrati di seconda, gli italiani di seconda o terza generazione, sono cresciuti in un substrato che è completamente diverso dal nostro. Quindi non possiamo pensare e non possiamo pretendere che questi accettino le nostre regole, quando ovviamente sono stati cresciuti con delle regole completamente diverse, confliggenti con le nostre, che non condividono. Finché questo noi non riusciremo a dirlo chiaro e netto, e non per avercela con loro, ma soprattutto per avercela con quei partiti che sostengono queste nuove generazioni, i futuri italiani. Spero di essermi spiegato, sempre. Ti saluto, certo, ciao. grazie molte. Chiamate 0292947222, li chiamo così io, i figli del barcone, gli immigrati di seconda, terza generazione, che poi vivono nel nostro paese senza rispettare le regole perché sanno di essere protetti da alcuni giudici, magistrati, ma soprattutto serpeggia un odio verso l'Occidente che certamente è aumentato dopo le guerre che sono in atto in Medio Oriente. 0292947222. Parlate con Sammy Varin chiamando adesso. Pronto? Sì, Sammy, sono io. Ciao, buongiorno. Sì, sono il Walter, buongiorno anche a te. Due cose. La prima, una considerazione su quello detto da Marco, che è sempre interessante, è una persona lucida. È vero quello che dice, però in realtà loro vengono una cultura diversa, vengono anche da leggi diverse, però le leggi italiane le imparano subito. Al loro paese, ti faccio un esempio, un marocchino che sale su un mezzo pubblico e non paga il biglietto, viene preso a calci nel culo, chiamata la polizia, viene tirato giù e viene messo in galera. Qui sanno che questo non succede, quindi imparano subito, si adattano subito alle situazioni.
sono degli opportunisti, così come insegna il Corano, con l'arte della dissimulazione. L'altra cosa, questa è un po' più leggera, mi hai fatto venire in mente Leopardi. Volevo dirti due cose: primo, che è morto per un'indigestione di sorbetto a Napoli, questo già te lo configura. La seconda è che il naufragarmi dolce in questo mare, in realtà la poesia era il naufragarmi dolce in questa mano, perché sembra che fosse un adepto tra i primi del dio Onan. Ecco. Questa è storia. Ciao, Sammy. Grazie caro, ecco, e poi vedi che Fedez si inventa nuovi versi per le sue canzoni. Adesso tiriamo fuori anche D'Annunzio, così siamo a posto. Chiamate 0292947222, si scherza su grandi, of course, ma pur sempre uomini. C'è anche un messaggio audio tra i tanti WhatsApp che stanno arrivando al 3406709659. Sul cursore sentiamo che cosa dice. Sammy, sono Walter. Ah, ecco, era sempre la stessa situazione. Tra pochissimo arriva Alessandro Morelli, se riusciamo a beccarlo, chiaramente con i 1000 impegni che ha il sottosegretario di Stato, e ci sono anche tra i vostri whatsappini tante belle domandine, alcune anche belle toste e piccantine che riguardano la vita di tutti i giorni, perché signori, questa è la radio di tutti i giorni, che parla della vita di tutti i giorni. Si scherza sui carri armati russi, sui droni, eccetera, e la Lega lo sta facendo capire in questi giorni sui giornali. Oggi anche c'è Massimiliano Romeo su Repubblica e lo dice chiaramente, ragazzi, forse più che preoccuparci dei carri armati russi, dobbiamo preoccuparci del problema sicurezza, del maliano, dell'immigrato che ruba, picchia, violenta, della paura a uscire di casa che abbiamo qui da noi. Quindi va rinforzata la situazione in sicurezza in questo paese. Ne parliamo tra pochi istanti proprio con Alessandro Morelli. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. E naturalmente grazie a Alessandro Morelli per trovare sempre uno spazio per Radio Libertà. Buongiorno. Buongiorno a te, Sammy, buongiorno agli ascoltatori. Allora, dicevo prima, certo oggi c'è Romeo su Repubblica, ma ne stiamo parlando in questi giorni, chiaramente, le guerre, cose terribili che stanno accadendo, ma sul fronte russo il fatto che giustamente una domandina, una provocazione, dice: ma abbiamo più paura dei droni, dei carri armati russi o di quello che sta accadendo nel nostro paese? Ce ne stiamo fregando un po' troppo, e soprattutto certi giudici, certi magistrati. Poi è chiaro, Letizia mi scrive adesso: nel caso del ragazzino pestato a sangue, gli aggressori sono 2 ragazzini rom. Nel caso delle violenze sessuali alla 12enne si tratta di 2 ragazzi di origine tunisina. Prima di parlare di patriarcato, perché vanno ancora avanti con questa litania, forse sarebbe il caso di affrontare la mancata o non voluta integrazione. Quindi, diciamolo, Alessandro, l'Italia ha altre emergenze e oggi si fa polemica anche perché Salvini ha dato la mano all'ambasciatore russo. Non si fa, Morelli. Chiaramente siamo in un momento veramente distopico nel quale la comunicazione sta cercando di andare in una determinata direzione, che peraltro è quella dell'Europa, una direzione che sostanzialmente sta proponendo oramai da tempo una politica di riarmo con investimenti che sono e sarebbero investimenti a debito pesantissimi anche per questo paese. Tutto a favore del cambio, della modifica che è necessaria dal punto di vista industriale, soprattutto in Germania, perché come sappiamo purtroppo sempre a causa dell'Europa le scelte fatte hanno ucciso con un suicidio assistito la grande industria della fabbricazione di auto, e dall'altra parte chiaramente i tedeschi si ritrovano dunque con una grandissima problematica. Invertire la rotta attraverso il finanziamento a debito, lo ribadisco, per l'acquisto di nuove armi, di nuovi mezzi per fare guerra,
chiaramente dal nostro punto di vista non è coerente con le necessità dell'Italia. L'Italia deve sicuramente investire in difesa, ma nella difesa dei propri confini, primo tra tutti, e poi chiaramente guardare a quelle che sono le problematiche interne a cui tu facevi perfettamente riferimento. Parliamo di comunicazione, l'omicidio di Kirk, che era un comunicatore, proprio come lo siamo noi di Radio Libertà, ancora prima Radio RPL, Radio Padania, e il prossimo raduno di Pontida di questa domenica 21 di settembre. Chiaramente Alessandro Morelli sarai tra quelli che ci verranno a salutare al gazebo di Radio Libertà. Quale valenza ha avuto l'omicidio di Kirk? Perché riguarda anche tutti noi, e chiaramente salutiamo anche quelli che fanno le battute sulla Stampa o su Repubblica dicendo ma non lo conoscevano neanche, adesso fanno finta di conoscerlo da una vita. Stiamo parlando di Kirk. Morelli. È chiaro che da questo punto di vista noi dobbiamo alzare l'asticella dell'attenzione. Purtroppo ci è capitato, fortunatamente non con conseguenze tanto gravi, ma vi ricorderete cosa è avvenuto negli ultimi anni ai danni dello stesso Matteo Salvini, quando ti ricordi Sammy, quando a Bologna l'auto di Salvini fu letteralmente devastata da appartenenti ai centri sociali, le violenze che sono oramai all'ordine del giorno nei confronti dei nostri militanti al gazebo, al banchetto, nel piccolo comune, fino chiaramente alla massima espressione di violenza come quella che abbiamo visto appunto in questi giorni, in queste ore. Ora è chiaro ed evidente che la politica dovrebbe fare un passo indietro, non ci deve essere divisione rispetto a quanto avvenuto. Purtroppo i sinistri riescono a trovare un modo di polemizzare anche sul sangue, quando il sangue è ancora caldo. E adesso parliamo di noi, di quello che sta portando avanti questo governo, dei lavori importantissimi sulle Olimpiadi. C'è un countdown, siamo a meno 142 giorni alle Olimpiadi. Spesso e volentieri certi quotidiani parlano della nostra terra, perché la scusa delle Olimpiadi è una bellissima scusa anche per venire a visitare le nostre terre. Qualche giorno fa delegazioni di tutto il mondo hanno visitato lo Sliding Center di Cortina. È solo un esempio di come i lavori per le Olimpiadi stanno procedendo e stanno anche stupendo il mondo. Alessandro. Malgrado i gufi ci dicevano non ce la farete, non ci sono i tempi, costa troppo, battete alberi, eccetera, eccetera. Lo Sliding Center è una realtà, oramai lo vedono a livello mondiale. E questo il fatto che le Olimpiadi siano non solo una solidissima realtà, ma saranno una grande opportunità per i nostri territori, viene dimostrato non solo dalla presenza a cui tu facevi riferimento, ma dal fatto che nei prossimi mesi ci saranno delle delegazioni di giornalisti internazionali, quindi tutte le testate internazionali, che proprio verranno a visionare le grandi opere che stiamo realizzando. Chiaramente lo Sliding Center, oramai è un'opera iconica, anche perché ve l'assicuro, avendone seguito tutto l'iter fin dal momento in cui è stata ideata ed è stata scelta Cortina come sede dello Sliding Center, quello è diventato per me personalmente chiaramente l'obiettivo politico di legislatura, ma dall'altra parte, che chiaramente è legato alle Olimpiadi, ma dall'altra parte è un risultato che chiaramente deve creare in noi grande orgoglio, sia perché siamo riusciti a fare una cosa che era ritenuta impossibile, sia perché questa realtà verrà vista da 2 miliardi di persone. Questo è il pubblico atteso per quanto riguarda i collegamenti televisivi per le Olimpiadi. Insomma, le Olimpiadi sono una grandissima opportunità. La Lega ha il merito di averle portate e di aver fatto in modo che le Olimpiadi si possano tenere nei tempi corretti, e ora chiaramente spetta per primi a noi, ai nostri interlocutori dei territori, valorizzare al meglio tutte le grandi opportunità
che grazie alla Lega stanno arrivando. Pompiamo le Olimpiadi per pompare il nostro territorio. Messaggi al 340-6709-659, in tantissimi ti salutano, ti danno appuntamento a Pontida e ribadisco e disco riba, Morelli è uno di quelli che veramente gira poi in tutti i gazebo, ma come fa anche Salvini e tutti gli altri, però Morelli è più nostro perché è nato qui a Radio Libertà. Timbro RPL. E quindi certamente se venite al gazebo di Radio Libertà lo incontrerete, però dobbiamo salutare anche Antonella Bundu, sì, giustamente la candidata mulatta di Toscana Rossa che ti saluta e però chiede di smantellare la bianchezza. Cosa gli rispondiamo alla simpatica Antonella Bundu? Gli abbiamo fatto una pubblicità della miseria. Stanno avvenendo, Sammy, e io ne ho ripostato qualcuno sui social media, dei casi che veramente sono da realtà distopica. A parte questa signora che, è razzista nei confronti dei bianchi, e dobbiamo usare le parole per quelle che sono, non avere paura e timore di utilizzarle. Questa signora è una signora razzista, ma dall'altra parte ci sono, e lo dicevo, qualche esempio lo trovate sui miei social media, anzi valorizziamo tutti quanti quello che sta avvenendo in giro per il mondo, in realtà nelle quali la nuova ministro dell'interno sostanzialmente britannica giura sul Corano al momento appunto del proprio giuramento, al momento della nomina. Ci sono dei video che circolano sui social media che possiamo trovare, dove sostanzialmente una consigliera comunale di un paese, di un comune del Belgio, dice sostanzialmente se vi dà fastidio il velo islamico potete pure andarvene. Cioè, andarvene da dove? Da casa nostra ce ne possiamo andare se ci dà fastidio il velo islamico, che chiaramente non è è frutto della cultura che per millenni ha prodotto la libertà che abbiamo qui in Occidente. Ancora giusto stamattina ho visto un altro video, in questo caso di un sindaco statunitense, che in un momento di dibattito pubblico, quando un cittadino dice ma io non voglio che venga nominata una strada del nostro comune a un tizio jihadista che ha solo il merito di aver fatto la jihad islamica, cioè la guerra santa islamica contro i cristiani, e questo sindaco gli risponde se non ti va bene come quello che stiamo decidendo puoi sempre andartene in un altro comune. È chiaro che stavo dicendo qua siamo in una realtà totalmente distopica, siamo alla follia pura, cioè siamo all'inversione, è quel mondo al contrario a cui fa riferimento il generale Vannacci. Rispondete, cari ascoltatori, rispondete venendo a Pontida questa domenica 21 settembre, o per i più fortunati già sabato c'è la Pontida dei giovani, che abbiamo capito ormai sono quelli diversamente giovani. Ci saremo anche noi che non abbiamo certo 20 anni. Grazie senatore Morelli, buon lavoro. Un'ultima, perdonami Sammy, un'ultima cosa, sì. Ti prego, da papà quindi conosco la tua sensibilità. Il fatto, purtroppo la tragedia avvenuta riguarda quel ragazzino che si è suicidato vittima di bullismo legata ad altri giovani, sì. Ma questa è l'accusa dei genitori anche da parte di insegnanti. Io veramente rendo merito e ringrazio il ministro Valditara per quello che farà per verificare quello che è avvenuto, perché se fosse così chiaramente ci dovremmo porre tutti quanti da genitori, lasciamo stare un attimo la politica, ma dovremmo guardare veramente con attenzione quello che sta succedendo, perché quello che è avvenuto personalmente mi ha colpito molto. Bravo, quindi non togliamo soltanto i telefonini ai ragazzi, ma facciamo un po' anche attenzione a quello che succede in classe. Senatore Morelli, a domenica, ciao! Ciao Sammy, ciao a tutti.